Arrivato a Ciampino poco fa l'aereo con Cesare Battisti, per il terrorista si aprono le porte del carcere di Rebibbia. Salvini dice giornata storica per l'Italia e le famiglie delle vittime. Il figlio del macellaio ucciso a Santa Maria di Sala in lacrime, incubo finito, nessun perdono. Maxi tamponamento in Valsugana a causa dell'asfalto ghiacciato, coinvolta una trentina di mezzi, decine di feriti, 5 di questi gravi. Risposta all'autopsia sul corpo della giovane agente di polizia penitenziaria di Venezia, morta dopo 2 anni di coma. La famiglia chiede verità per quel colpo di pistola alla testa che inizialmente fu attribuito a un suicidio. Sotto shock la comunità di Strana per la tragica morte di Angela Pozzebon, la 26enne travolta e uccisa a Uderzo da un'auto per salvare un gufo in strada. Prendono a calci una gallina e filmano la scena, indignazione e rabbia per l'orribile bravata di alcuni giovani padovani che hanno torturato l'animale. A Padova dopo 60 anni di attività va in pensione il calzolaio di Brusegana, nessun giovane ci ha detto vuole più fare il mio mestiere, la bottega chiuderà per sempre. Ieri a Cappella Maggiore del Trevigiano il compleanno del mulo alpino iroso che ha tagliato il traguardo dei 40 anni, a festeggiarlo anche il governatore Zaia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con immagini molto attese anche qui in Veneto, soprattutto nel veneziano, le immagini dell'arrivo in Italia del terrorista Cesare Battisti, l'aereo Falcon 900 del governo italiano che è atterrato alle 11:30 a Ciampino. Le immagini sono quelle della diretta Facebook dal profilo del Facebook del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che era presente lì ovviamente in pista assieme al Ministro della Giustizia Bonafede. Come vedete Battisti è stato preso in consegna dal gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria e portato a Rebibbia, che è la prima destinazione. Quella definitiva spetterà poi al DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria deciderà dove portare Battisti. In carcere sarà da solo, con 6 mesi di isolamento diurno nel circuito di alta sicurezza riservato ai terroristi. Come dicevamo, ad attendere a bordo pista a Ciampino l'arrivo di Battisti c'erano anche Salvini e Bonafede. Intanto questa mattina il procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, ha spiegato che Battisti sconterà l'ergastolo senza la possibilità di ottenere benefici, e ha anche aggiunto che le indagini stanno proseguendo per individuare la rete di fiancheggiatori dell'ex terrorista. Queste le immagini dell'arrivo. Subito dopo lo stesso Salvini dalla sua pagina Facebook ha fatto le sue prime dichiarazioni dopo l'arrivo di Battisti. Allora sentiamo cosa ha detto davvero poco fa il Ministro dell'Interno. 37 anni di attesa per vedere questo balordo, che peraltro mi sembrava fosse sogghignante con i morti che ha sulle spalle, però una bella soddisfazione, un ringraziamento alle forze dell'ordine grazie al quale è stato possibile tutto ciò, a un cambiato clima politico evidentemente in Brasile, in Italia, negli Stati Uniti, fortunatamente, dove chi sbaglia paga, certezza della pena, i terroristi non sono più impuniti. È solo l'inizio, è l'inizio di un percorso, ce ne sono tanti, troppi terroristi ancora a piede libero, anche in Francia, una vicina Francia che ci dà lezioni di morale, di accoglienza, di solidarietà, di generosità. Ecco, penso sia giunto il momento di scrivere al presidente francese perché i terroristi che hanno ammazzato in Italia la smettano di andare liberi a bersi champagne in giro per la Francia, poi alcuni paesi sudamericani, altri paesi in giro per il mondo. Chi ha sbagliato in Italia paga in Italia. Queste le prime parole dunque di Salvini. Rivediamo allora l'arrivo di Battisti all'aeroporto di Ciampino con il Falcon 900 del governo italiano. Sempre il magistrato Armando Spataro ha commentato dopo la cattura di Battisti. Battisti è stato condannato in via definitiva per 4 omicidi, a 2 dei quali ha partecipato materialmente, facendo anche il palo poi a quello di Lino Sabbadin, il macellaio di Santa Maria di Sala. Non abbiamo avuto modo di leggere in questi anni alcuna autocritica, alcun pentimento, ha detto Spataro, solo accuse contro il sistema giudiziario italiano, tacciato del mancato rispetto delle garanzie, definito ingiusto perché lui, diceva Battisti, era innocente e così via. Quindi Spataro che sottolinea anche l'assenza di totale pentimento da parte di Battisti in questi anni. Dunque una lunga caccia, quella a Battisti, che si è conclusa poche ore fa in Bolivia, con un sospiro di sollievo per chi attendeva da tanti anni questa notizia. Vediamo.
È dunque arrivato il giorno del rientro in Italia per Cesare Battisti. Ad attendere all'aeroporto di Ciampino il vice premier Matteo Salvini, che sulla sua pagina Facebook ha postato le foto di Battisti, prima mentre sale le scalette dell'aereo e poi seduto a bordo. Finisce così la lunga latitanza dell'ex terrorista dei PAC, fermato sabato sera in Bolivia. La polizia era sulle sue tracce da quando era fuggito per l'ennesima volta dal Brasile. Grazie alle intercettazioni telefoniche e alle mail, il cerchio intorno a Battisti si è stretto sempre più. 3 giorni fa la segnalazione della sua presenza nei pressi dell'aeroporto di La Paz, poi l'ultimo avvistamento a Santa Cruz de la Sierra, cittadina nel cuore della Bolivia. Queste le immagini riprese dai poliziotti pochi minuti prima dell'arresto. Quando gli agenti lo avvicinano, Battisti sta camminando, finge di non capire quanto gli viene detto, parla in portoghese e dice di non avere documenti con sé. Portato in caserma davanti ai poliziotti italiani, si arrende ed estrae il documento brasiliano con il nome e cognome stampati. Finisce così una latitanza lunga oltre 30 anni, tra Francia e Sud America. Ora rientra in Italia, dove da quanto si apprende, dovendo scontare l'ergastolo, resterà in cella da solo e per 6 mesi in isolamento diurno. Subito dopo sarà trasferito nel carcere di Rebibbia e collocato nel circuito di alta sicurezza riservato ai terroristi. Ma non potendo in questa fase condividere l'ambiente detentivo con altri soggetti, ci sarà per lui una sistemazione ad hoc. Di perdono non se ne parla, è una parola che deve imparare Cesare Battisti, ha detto Adriano Sabadin, figlio di Lino, ucciso nel 1979 a Santa Maria di Sala da Battisti nel corso di una rapina. È un momento di soddisfazione dopo 40 anni di attesa, aggiunge Adriano. Speriamo che sia la volta buona e che Battisti finalmente sconti la pena che merita. Di una giornata di giustizia per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro familiari e per tutti gli italiani, ha invece parlato il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini. Mentre il governatore del Veneto Luca Zaia, oltre a ringraziare le forze dell'ordine che hanno reso possibile l'arresto, afferma che questa operazione adempie finalmente una sentenza definitiva e rende giustizia ai familiari delle vittime cui va il mio pensiero. A un risultato così importante, aggiunge Zaia, si arriva soltanto con volontà, determinazione e intelligenza investigativa. La pena comminata a Cesare Battisti, hanno spiegato il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso e il sostituto Antonio Lamanna, rientra nei casi dell'ergastolo ostativo, ossia senza la possibilità di ottenere benefici nell'esecuzione della pena, almeno se le condizioni non mutano. Avete visto nel servizio anche le prime dichiarazioni di Adriano Sabadin, il nostro Tommaso Stoppa questa mattina ovviamente l'ha incontrato e con lui ha assistito in diretta all'arrivo a Ciampino di Battisti scoppiando, ci racconta il nostro Tommaso Stoppa in lacrime. Questa sera ovviamente sentiremo la sua voce nel servizio che è proprio realizzato questa mattina Tommaso Stoppa a Santa Maria di Sala, proprio con Lino Sabadin in lacrime mentre vedeva Battisti che arrivava a Ciampino. Un mese fa, meno di un mese fa, era qui ad Antenna 3 Adriano Sabadin a 20:10 proprio per parlare della caccia a Battisti. Allora sentiamo le parole di chi aspettava, attendeva questa notizia arrivata oggi. Ricordo tutto e non si può dimenticare, non riesco a dimenticare. Ogni giorno che passa, rievocando questi avvenimenti, a me torna tutto quanto ancora in mente, come fosse qualche secondo fa. È impossibile dimenticare, è impossibile perdonare anche Battisti. Questo è proprio un vero e proprio calvario. Le procedure dei processi, la famiglia, mio padre era tutto per noi, era la nostra guida. Mi confronterei, sì, faccia a faccia, ma perché vorrei che ammettesse la verità, che lui dice che non è colpevole. Di fatto è chiaro, lui racconta di non essere protagonista di quell'azione, che nel fatto però non vive. Assolutamente no, ci sono stati dei pentiti che l'hanno accusato, ci sono delle altre persone, gli altri hanno pagato, lui no. Gli altri hanno pagato, lui no? Certamente, gli altri hanno scontato la sua pena, lui non ha scontato la sua pena. Non ha mai fatto un giorno di galera. Mi piacerebbe battere un colpo di spalla per farmi vedere che ci sono... Cioè, come dire, guarda qua, io... Ecco, sono qui. Ho resistito. Sì, sono qui. Invece lui scappa, fugge, famiglie di qua, bambini di là, cioè mogli. non credo un codardo, di fatto. È un codardo.
Queste le parole di Sabbadin. Questa sera ovviamente i servizi racconteranno le reazioni di oggi anche all'arrivo del terrorista a Roma, direzione carcere. Adesso la cronaca di un maxi tamponamento che ha provocato decine di feriti a Cismon del Grappa, la causa l'asfalto ghiacciato. Abbiamo circa 1 chilometro di incidente e tamponamento a catena. L'elicottero di Trento fa la spola avanti e indietro. Tutto a posto? Ghiaccio impietoso in Valsugana all'altezza di Primolano, frazione di Cismon del Grappa al confine con il Trentino, più di 30 mezzi tra auto e camion coinvolti in un maxi tamponamento causato dall'asfalto ricoperto da una lastra gelata provocata dalla pioggia scesa alle prime ore di oggi. Dalle 8 di stamane elisoccorsi, ambulanze, vigili del fuoco, Croce Rossa al lavoro, 5 codici rossi, 3 gialli, 32 i verdi. Allestito un riparo da campo, i feriti più gravi trasportati nella caserma dei pompieri di Tezze Valsugana in attesa del ritorno dell'elisoccorso da Trento. Va tutto a posto? Tutto a posto? Perfetto. Fin dove finisce? Fino in fondo? I sanitari del SUEM intervenuti da più ospedali stanno controllando uno a uno gli occupanti dei mezzi fermi, le cui condizioni comunque non paiono gravi. Quella che invece è molto seria è la situazione lungo una delle arterie più trafficate di collegamento tra Veneto e Trentino. La speranza è che le condizioni dei feriti non peggiorino. Un altro incidente, questa volta a Padova, con un furgone che ha viaggiato contromano in tangenziale. Terribile schianto lungo la tangenziale nord di Padova e la dinamica dell'incredibile. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, lo scontro frontale è avvenuto tra un'auto e un furgoncino che procedeva contromano da circa 3 km. L'auto è entrata in tangenziale a Limena, ma all'altezza dell'uscita per il quartiere Arcella, il conducente ha visto sbucare all'improvviso in direzione contraria il furgone. Impossibile evitare l'urto, il bilancio è di 3 feriti. Il più grave è proprio il conducente dell'auto, ma sono stati accompagnati in ospedale anche il passeggero del furgoncino e per accertamenti anche l'amico che era al volante, un 81enne di Feltre, sotto shock. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e recuperato tutte le gabbiette di uccellini che viaggiavano nel furgone e rovesciate nell'urto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezzo, inevitabili disagi per il traffico. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica, cercando di capire come sia potuto accadere, perché i due mezzi sono stati sbalzati lontano l'uno dall'altro. E poi la tragedia di Oderzo, l'abbiamo raccontata in diretta proprio sabato sera, mentre era appena accaduto. La giovane travolta e uccisa in strada, la giovane di Strana che si era fermata per soccorrere un gufo in strada. Adesso un paese ovviamente sotto shock, un paese che non riesce a credere alla morte di questa giovane ragazza. Una comunità intera piange la morte di Angela, 26 anni. La giovane è stata investita sabato sera lungo la tangenziale a Piavon di Oderzo, mentre cercava di portare in salvo un gufo in mezzo alla strada. Amava gli animali, tanto che quando ha visto il gufo ferito sulla carreggiata non ci ha pensato 2 volte. Ha accostato la sua Opel Corsa ed è scesa. In quel momento dalla sua stessa direzione sopraggiungeva una Mercedes guidata da un 74enne. Il pensionato non l'ha vista e l'ha falciata, uccidendola sul colpo. L'uomo, seppur come atto a tutela delle garanzie difensive, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Angela era molto conosciuta sia a Oderzo, dove lavorava in uno studio di tatuaggi, sia di Strana, dove era residente. Primogenita di Renzo e Rosanna, titolari di una nota falegnameria, lascia anche un fratello, Giulio. Numerosi messaggi delle amiche che la descrivono come una ragazza anticonformista, amava pensare con la propria testa. Tanti sogni nel cassetto, come quello di andare presto a vivere assieme al suo ragazzo, tanti progetti che si sono infranti lungo la strada. Aveva studiato in un istituto di Castelfranco e poi aveva continuato il suo percorso all'Università di Padova. Studiosa, brava a scuola e sempre disponibile con tutti. Sia Istrana che Oderzo sono sotto shock. Sulla dinamica stanno ora indagando i carabinieri giunti sul posto, anche se la ricostruzione sembra ormai chiara. Non c'è chiarezza invece sulla morte, su quanto accaduto ormai 2 anni fa a una giovane agente di polizia penitenziaria, Sissi, trovato Mazza,
colpita da un proiettile alla testa. Inizialmente si parlò di un tentativo di suicidio. La ragazza dopo 2 anni è morta e adesso è stata disposta l'autopsia. Ci racconta le ultime novità di questa terribile vicenda Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria. Buongiorno da Venezia, purtroppo non ce l'ha fatta dopo 2 anni in stato di coma, è morta sabato sera, si è trovato matta a Taurianova, Reggio Calabria, nella sua casa. Si tratta della guardia penitenziaria di 28 anni che era in servizio al carcere femminile della Giudecca e che l'1 novembre del 2016 fu raggiunta da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava al padiglione Giona dell'ospedale civile di Venezia. La famiglia, che non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio verso cui inizialmente si sono indirizzate le indagini, ha ottenuto una riapertura del caso per cercare la verità sull'accaduto. Il padre soprattutto ha sempre urlato a gran voce in questi 2 anni che questa ipotesi secondo lui non era assolutamente veritiera. Ha sempre chiesto di andare a fondo, così come parenti, amici e tutti i familiari sostenevano che Sissi non avrebbe mai potuto commettere un atto del genere. Sissi è sempre stata descritta come una ragazza piena di vita, di progetti, di gioia. Hanno lottato insieme ai genitori, i colleghi della gente, oltre che ai rappresentanti sindacali del coordinamento donne UGL Polizia Penitenziaria. Le indagini su quanto accaduto a Sissi, trovato Mazza, si sarebbero orientate dunque poi verso l'ipotesi dell'omicidio. Non doveva finire così, sono alcuni dei commenti apparsi su Facebook che hanno annunciato la morte della ragazza. Ciao guerriera. La sua storia tuttora rimane avvolta nel mistero. Il suo corpo ora è stato portato all'ospedale a Reggio Calabria, dove sarà eseguita l'autopsia che si spera possa chiarire ulteriormente quelli che sono i dubbi, o meglio dire del papà, le certezze che Sissi non possa essersi tolta la vita, ma che sia accaduto dell'altro. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Sempre da Venezia il provvidenziale passaggio per servizio di una pattuglia di carabinieri che ha contribuito a salvare un anziano colto da malore nella sua casa dopo essersi intossicato dal fumo di un incendio provocato da un mozzicone di sigarette. Il fatto è accaduto alle prime ore di oggi a Caltana di Santa Maria di Sale, nel Veneziano. I militari della pattuglia, impegnati in un servizio di prevenzione, hanno notato del fumo denso uscire da un appartamento al secondo piano di una palazzina, perciò hanno alertato i vigili del fuoco e poi, temendo che all'interno ci potesse essere qualcuno, hanno deciso di agire subito, arrampicandosi al secondo piano sul balcone, superando la balaustra, rompendo il vetro e trovando l'anziano che era già intossicato all'interno dell'abitazione. Lo hanno quindi portato fuori salvandolo mentre arrivavano i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. A Padova adesso, torniamo a Padova per parlare di un video diventato virale, ma la commento, le reazioni sul web sono di grande rabbia e indignazione. Quel video terribile di giovani che prendono a calci e torturano una gallina. Il video sta facendo il giro della rete, ma non suscita risate e divertimento. Per fortuna, indignazione e rabbia. Ritrae alcuni studenti che in pieno centro storico a Padova, sicuramente per divertirsi, infilano una gallina in uno scatolone e poi cominciano a prenderla a calci, quasi fosse un pallone. Tra gli schiamazzi e le battute, il brutto gesto va avanti per un po', finché l'animale cerca rifugio davanti all'ingresso di un condominio. In molti ora, dopo averlo visto in rete, chiedono l'intervento delle forze dell'ordine. Per il momento ancora non c'è un procedimento aperto. Gli autori del crudele video potrebbero però rischiare una denuncia per maltrattamento di animali o quantomeno una multa pesante. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. 100. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per restare a Padova e parlare di una denuncia singolare di una nostra telespettatrice che si sente discriminata quando va dal parrucchiere. Sentiamo perché.
Sulla parità tra uomini e donne, stessi diritti e stessi doveri, si sono fatte tutte le battaglie possibili e immaginabili, ma questa signora di Bovolenta è convinta che ci sia ancora il pericolo di ricevere trattamenti diversi, almeno in una circostanza, quando va a tagliarsi i capelli. Il suo look è evidentemente semplice, capello molto corto, senza trattamenti particolari, stile semplice e lineare, un taglio maschile insomma, almeno fino a quando non arriva alla cassa. Da anni che io subisco, praticamente quando vado dal parrucchiere, praticamente guardo sempre il prezzo, esposto è scritto taglio uomo, entro, chiedo il taglio uomo, che sono €10 come esposto, però al momento che io esco e mi esibiscono la fattura mi ritrovo con €15. Protesto, ma mi dicono che la testa della donna vale di più di un uomo. Lei protesta, è una questione di principio, chiede sempre lo stesso trattamento, taglio corto, niente gel, tantomeno lacche o altri cosmetici, pettine, forbici e nient'altro. Voglio semplicemente il taglio corto e penso di dover pagare lo stesso prezzo di un uomo. Vincenzina non si arrende, si rivolge, ci racconta, a carabinieri, vigili urbani, guardie di finanza e associazioni di consumatori, ma le rispondono tutti che la fattura è regolare, se proprio non si accontenta dovrebbe rivolgersi al giudice di pace. Il gioco però non vale la candela, €5 per il taglio, molto di più per farsi seguire da un avvocato. La strada per farsi ascoltare si fa in salita. Io chiedo che qualcuno si prenda cura di questo caso e di poter pagare uomo e donna, il taglio è lo stesso. Lei è sicura delle sue ragioni, ma chiunque al suo posto a questo punto avrebbe dei dubbi. In fondo chi se ne importa di €5 2 o 3 volte all'anno? Invece di mollare non se ne parla. In gioco c'è la parità tra uomo e donna. Se molliamo sul taglio dei capelli, cosa potrebbe accadere su questioni molto più pesanti? Ho un taglio da uomo e chiedo di pagare come l'uomo, anche se sono donna. Il taglio non c'entra niente con il sesso. Restiamo a Padova, questa invece è un'altra storia che riguarda anche le attività economiche che chiudono, quelle storiche, ma anche i giovani. A Brusegana, dopo 60 anni di attività, chiude lo storico calzolaio e dice che nessun giovane vuole rilevare questa attività, che quindi chiude per sempre. Quanti anni ha lei, se posso chiedere? 80, ho compiuti in giugno. E ancora lavora tutti i giorni? Sì, lavoro ancora. Questa scena, il signor Dino Barbiero che insella l'inseparabile bicicletta apre e chiude la sua bottega da calzolaio. A Brusegana si rinnova ininterrottamente dal 10 gennaio del 1958, ma gli anni di attività del signor Dino sono più di 60. Prima di mettersi in proprio ce ne sono stati altri 7, una lunga storia professionale che si concluderà a marzo senza eredi. Senta, lei cercava qualcuno a cui cedere l'attività, trasmettere il suo mestiere? Nessuno non ha accettato, ho trasmesso, nessuno. Cosa le rispondevano? Che si prende pochi soldi. Ed è vero? È vero, perché per imparare non bisogna mi lavorare 3 anni senza stipendio. E come faceva? Purtroppo andava a Ponte San Leonardo per imparare il mestiere e dopo mi ha cominciato a darmi i soldi. Il signor Barbiero offriva a tutti sorriso, gentilezza, disponibilità e tanta professionalità, ha scritto in una lettera Wanda Pellizzari a nome del quartiere. C'è qualche ricordo particolare, insomma, che in tutti questi anni di attività, tra tutte le persone che sono passate qui? Sì, so che vedere tante scarpe arate. Arate? Arate, tirare stipendio, dopo mi pagava un pochetto a volta e scappava tutta la famiglia. Veniva qua col bacchetteo per portare le scarpe al papà e mamma, col bacchetteo. In un mondo che si rinnova, con la chiusura della bottega del signor Dino, scompare quello che era da più di mezzo secolo uno dei punti di riferimento del quartiere. Tanti clienti affezionati, che cosa le dicono adesso che ha deciso di chiudere? Che spiace. Purtroppo. Esso le mancherà un po' il suo lavoro quando andrà in pensione? Sì, ma speriamo bene. Speriamo bene che... Diani ne ha compiuti invece 40 ieri, una istituzione degli alpini, il Mulo Iroso. Eccola qua, 2,12. La matricola di Iroso, ultimo mulo alpino ad aver svolto il servizio militare, la mostra il presidente del Veneto Luca Zaia alla festa di compleanno del grande vecchio che ha raggiunto l'eccezionale età di 40 anni. Con il suo proprietario Antonio De Luca e gli alpini, vertici dell'associazione compresi, che lo hanno festeggiato a Cappella Maggiore.
Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto e anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo, Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. E ieri a festeggiare questa istituzione, non più solo un soldato, ha detto Zaia, ma a tutti gli effetti un generale, c'erano anche 3 sindaci di Cappellamaggiore, ma anche Vittorio Veneto, Fregona, e proprio in una stalla di Fregona da 15 anni Roso vive affiancato dall'asina Gigliola, ben più giovane del suo straordinario compagno, ex brigata Cadore. Il mulo nasce, ricordiamolo tutti, da un incrocio tra un asino maschio e una cavalla, la femmina del cavallo. E il Roso è la sublimazione della potenza dell'asino e del cavallo, quindi porta in sé le migliori caratteristiche dei due soggetti. Un servitore della patria lo definiscono gli alpini, che gli hanno augurato buon compleanno con una lettera carica di affetto e di stima, un veterano dell'associazione a cui Zaia ha augurato inoltre altri 40 anni davanti a sé. Siamo in chiusura ore 13, fra pochissimo per parlare di migranti. Allora in studio con noi saranno Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico, Ali Sheknour, presidente della comunità somalo-islamica di Padova, e Roberto Marcato, Lega, assessore della Regione del Veneto. Aspettiamo come sempre post in diretta e telefonate allo 049 490 6054. Poi questa sera 20:10 con l'onorevole Roberto Caon di Forza Italia e Alberto Villanova della Lega, e come ogni lunedì alle 21:15 torna Ring. Ampio spazio ovviamente al ritorno di Cesare Battisti in Italia, direzione carcere, con tutte le reazioni anche di oggi ovviamente, di questa giornata importante per il Veneto, ma poi si parlerà ovviamente anche di migranti, di TAV, di manovra, di reddito di cittadinanza, insomma tante tematiche, con il senatore Andrea Ostellari della Lega, l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Roger Demenec del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana sempre in compagnia del sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto l'alta pressione che da giorni ormai staziona sul nostro paese garantirà una bella giornata caratterizzata dal bel tempo. Avremo infatti una giornata all'insegna del sole e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 6 e 9 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza buono anche sulla nostra regione. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti sulle coste. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra i -2 e 3 gradi, massime comprese tra i 5 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove a prevalere sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime tra i 2 e 5 gradi, massime oscillanti tra gli 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.